Che dire, avere D'Agostino qui per me è avere un mulsi papà. Noi stiamo pensando al finale. E noi sentiamo quello che ha scritto questo grande. Stavo sentendo il finale di Chiamate Napoli 081. Eravamo in macchina. D'Alessio guidava, meno da fianco e io dietro. Dici, stanno quanti squadra bella. Non mi sciogli più. Juve, Lazio, Milan e Foggia. Camminando per andare a lavorare, finiscono le partite, a Foggia giocava, la partita comincia a rompere. Andiamo sul posto per cantare e lui dice: levati questa chitarra, metti tu la radio in narice. La radio in narice. E cosa fa? Fammi sapere un po' che sta facendo. E lui cantava e guardava. Non è una canzone che guardava. No, chiamate Napoli, in due finale. Napoli da tornata. Belle pure, forza in vantaggio, io mi guarda, sta facendo fuori. Napoli, andiamo cercando a casa mia. Aveva indovinato tutte le squadre. Madonna. Che bello. Vabbè, ma lui ne sa tantissimo. Vabbè, di che parliamo? Non conoscere giù. Lui ne sa tantissimo. Mi ricordo cada stagione guardo noi perché prima no, assaggiamo una cosa che non è mai successa nella storia della musica. Gaetano Amare, un matrimonio, ce l'hanno siete fatti. Mi ricordo ancora questo fan di Merola, era uno del come si dice? Al macello lavorava. Ah, ok. Un matrimonio e una figlia, ma cantava. Finiamo di cantare, arrivederci, ci mettiamo davanti a sta me. Me ne pone una macchina nera, hai ti papà volete polina da voce. Come la da voce? E già, venite, poi da voce, e già. Cioè, ha bisogno l'orchestra ci sta parziale. No, veramente, me la da. E me ne da voce, tutto città con la tale e quale. Arrivederci. Ci sta bene sotto la tale. Hai tuo paura di venire da voce. Ce ne hanno fatti un matrimonio 3 volte. Solo Mario Mero poteva fare. Solo lui lo poteva fare. Senti, non mi è mai più successo. Io ho visto un'intervista di D'Agostino, se la riusciamo a vedere, fatta a casa sua. Noi abbiamo questa immagine che è bellissima, ha guarda. detto delle cose incredibili, Vincenzo, quel giorno si è emozionato tantissimo. Questi Alla fine però tu hai detto una cosa che mi è rimasta impressa. Tipo, senza Mario Merlo non so che cosa hai detto alla fine, che mi hai fatto con voi. Tu sei tu qui là, guarda che sì. Dove stavate qua? Questo è Sanremo. Ah, qui a Sanremo. Questa è la famosa. Mi sembra che hai detto È la famosa scena. Sono Bono Vox, io due. Massimo Casinovic ci capi tutte cose. Da senti là, ci sono chi le pare bene, non ci ammazzato. Come chiama la maschera? Che era Bono Vox e io due. Di 4 milioni di copie per noi. Pensi, papà non lo conosce. Che noi a testa, non ci ammazzato. Senti, alla fine di quell'intervista, senza Mario Merlo non mi diverti più. È vero. Cioè, mi vuoi spiegare? È una cosa che mi è rimasta assai a me, mia mamma, tutto perché ti spiego. Tu sei bene, a casa tua ho dormito, ho mangiato, sei in casa, a casa tua. Senza Mario Merlo non mi diverto più, perché Mario Merlo faceva questo mestiere divertendosi, paradossalmente. Recitava pure quando, ti sapevo prima, quando ne ero vero, quando si filava, quando stiamo pure a faceva le canzoni filate. Io non mi diverto più perché le cose che mi ha insegnato me le porto dentro con amore, però non hai trovato cioè nessuno che fa quelle cose. Che ti dà l'emozione che ti dava Merola. Lui era di una spontaneità e se chi nella moda voleva fare un complimento la Sanremo dice tu sei Renato, tu non sei 0, tu sei 1000.
Ma perché ti stai c'è bufonia. A modo suo, Mario Melo, cioè, a modo suo. È vero, è vero. Quando, tu che lo hai visto? Cessovalli, grande Cessovalli, tutto emozionato. Ma la facciamo un tono sopra o la lasciamo così? Siccome che cosa me le spiegavo io, ero un po' più lontano, e so guarda il Cessovalli, esatto. Mario Melo, visto. Che sono i ricordi, non i momenti musicali, perché i momenti musicali sono un po' di tutti, però sono il privato, a me manca il privato di Carola, e lì c'è il fratello di Sabatruna. Grande Sasà Mulletti, io lo ricorderò sempre perché è l'anima di papà. L'abbiamo ricordato anche lunedì. Perché ci siamo con noi davanti, sabato ci parete con me davanti. Litigava per papà, litigava. Ci divertivamo un mondo. Poi Salvatore ci piaceva, no? E da lei ci vediamo i bottiglieri di coratto tu. Perché? Perché poi in piazza l'ultima canzone era Zappatura, si sudavano tutte le luci. E tassa sappiamo, ma io lo capivo una capa a Mario Melo. Una sera alziamo quel gomito, sappiamo le luci. Mario Melo stava come se, io sento che devo capire ma io. Gennaro, vedi, questi sono aneddoti che la gente non conosce, stavano gridando colera a Bergamo. Eravamo 10.000 di noi a Bergamo, nessuna tifoseria ha raggiunto 10.000 unità, soprattutto venivamo da Napoli e dal nord. Tutti quanti addosso a papà degli le parole, colera, Mario mio padre è diventato un bersaglio, ma belle brutte 10.000, Perola. Ma non me la ci va così, mi sento bella, c'è proprio troppo bello. Senti, ha qualche aneddoto con Gigi D'Alessio? Tu papà e Gigi, che Gigi è stato il pianista di papà per 10 anni. Vabbè, partiamo da quando... Parlami 100 anni. Papà voleva fare su 100 anni, voleva fare, come è nata questa cosa? No, lui no. No, vabbè, io saccio, però la gente... Racconta. Arriviamo di sabato, dovevamo fare una festa la sera in piazza, da lì c'è così, ci mi sta canzone una sì, ma io non si inventa la macchina Mariano, sì. A me mi convinse il fatto che lui disse, invece, scrivi questa canzone, ma non da chiamare 100 anni. Senti, ma perché 100 anni? Perché all'epoca non c'era il meteo. Ci stava lui al porto, si chiamava 100 anni, e tutti i pescatori che dovevano uscire con le barche domandavano a Suecce. Diceva, potremmo uscire, no? Sai sul mare. Era proprio... A me mi piaceva il titolo, ma la storia non mi piaceva. E cambiai in quella che poi era la canzone. La portammo a casa di sabato, erano le 6:30, mi era aperta la porta, fratello Roberto, ma perché c'è stato qua? Io ti chiamo una canzone, non è proprio momento. Mo ha visto le stazioni dell'otto, là, non era più manco il numero, si vuole lutta atomica. Io onestamente, i certi non mi lasciamo, ce l'abbiamo sentita questa canzone. Gigi D'Alessio si siede a pianoforte, ce l'ha, e si scorda un motivo. Ma non è lì. Avvicina il microfono. Comunque, morale della favola, facciamo nettamente, facciamo questa canzone. Andiamo, stavamo là, ci sta buttando a posto, e a dove, ci ripensa sì. Non la facciamo questa cosa perché per me è presuntuoso, diceva lui, senza idea internazionale, ma io sto dicendo io, questo dicendo lui. Cioè io è un mio pensiero. Comunque non battibecco, non me ne niente, non succede niente. Arriviamo, ce ne stavamo andando proprio sconfitti. La mamma, esatto, a Giola Rosa. È lei che è stata... A Giola Rosa, ma verso belle pure, arrestato, ma non vedo, una pasta. Stiamo a San Giovanni, tornate a vedere che stanno gli tutti quanti. E nacque 100 anni. No, ci mancava la seconda parte. Ah, ecco. Siccome lui, a me mi vedeva sempre
come un tipo che faceva i battute, passava e cose. Non c'era, si poteva fatica per lontano, ragazzi. Dice, siamo portatelli e fammi la seconda parte. Ci vorremmo fra 15 giorni. Ma che cosa dice? Allora mi vende qua, bungo, che cosa me? Già arriva, pigliacca. Era unico Merola. Grande. Enzo, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi. Allora non può fare una domanda di più, l'ha fatto. Io no, volevo solo... Ce la dobbiamo fare? Ce le ha fa, Qual è la domanda? Vuoi essere un po', tra virgolette, leggermente polemico? Su cosa? In questi giorni per quello che è successo sui social? Non è che non voglio essere polemico, Mario, tu sei una persona che io stimo molto. E ti ringrazio. Ah, ma Fognacori fa male, canzone napoletana. Bravo, mi sei piaciuto. Enzo D'Agostino!